Siamo tornati in studio con noi Jacopo Berti, candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie mille dell'invito. Il terzo incomodo. Lei si vuole inserire tra Zaia e la Moretti? Ma è stato Zaia per primo a tirarmi in ballo, quindi più che terzo incomodo, come ha detto lui, faccio parte della partita. In conferenza stampa e anche l'altra sera porta a porta ha ricordato, giustamente, che siamo in tre a correre e la base di persone convinte delle idee, delle proposte del Movimento 5 Stelle è una base numerosa, siamo soprattutto molto convinti di potercela fare e soprattutto sappiamo che possiamo andare oltre questa situazione, a un sistema che ha portato la Regione indubbiamente in una condizione molto complicata per tante famiglie, per tante imprese e dove il malaffare dilaga. Non lo dico certo io, non sono parole mie. Il Presidente della Corte d'Appello di Venezia, non più tardi di una settimana fa, ricordava come la corruzione rappresenti il primo problema come reati in Veneto. Diceva, mi ha tirato in ballo il Presidente Zaia, il che significa che in caso, facciamo delle ipotesi, potreste governare anche con la Lega Nord, non dico in caso di vittoria dell'uno o dell'altro. Un nuovo centrodestra? No, non si tratta di un nuovo centrodestra per un semplice motivo che uno vince e quindi saremo molto contenti di avere all'opposizione la Lega Nord che magari con una convergenza di programmi perché indubbiamente ci possono essere delle convergenze di programmi, le buone idee non hanno colore politico, le buone idee è buon senso, sono buon senso e quindi quando si riescono a trovare delle idee condivise che possono dare dei benefici alle persone sul territorio, ben vengano, che siano supportate da destra, da sinistra, dal centro, l'importante è che non ci siano giri di denaro, interessi personali, ma ricordiamoci che tutte le persone che sono all'interno del Consiglio regionale in questo caso sono stipendiati dai cittadini per fare il bene dei cittadini e quindi bisogna sotterrare l'ascia di guerra, metterla da parte, soprattutto in un momento del genere dove le persone hanno bisogno di risposte e non di sentire dibattiti politici accesi dove ci si insulta, quella è l'ultima cosa che serve. Allora, Di Zaia ha già espresso la sua opinione, l'altro avversario Alessandra Moretti. Sì, Alessandra Moretti che abbiamo visto ha riscoperto che esistono le persone con cui parlare in campagna elettorale e ne fa grande sfoggio, ma questa è la politica, benvenuti nel mondo reale, io personalmente tutti i giorni ci confrontiamo con le persone, con i meet-up, con le associazioni, perché veniamo da là. Perché io vengo da questo percorso, io ho iniziato un percorso... Ecco, da dove arriva Jacopo Berti, anche per i telespettatori che non la conoscono? Padovano? Padovano, 31 anni, quest'anno 32, lavoro, sono un piccolo imprenditore, ho una mia società, mi occupo di distribuzione e vendita online, servizi per le aziende, sono laureato in giurisprudenza, sono stato per quasi una quindicina d'anni anche atleta e adesso faccio il doppio lavoro perché durante il weekend in teoria quando non sono qua faccio anche il maestro di sci, quindi mi riempio e in più ovviamente la sera volontariato civile, ovvero Movimento 5 Stelle e tutto ciò che ne consegue, quindi incontri con le associazioni, persone, eccetera. E con questa vita così densa, qualora diventasse il primo inquilino di Palazzo Balbi, andrebbe in aspettativa da tutte queste attività? Certo che sì, dovrei rinunciare. Ma può un imprenditore mettersi in aspettativa? Un imprenditore deve in queste situazioni. Tante persone mi chiedono, ma chi te l'ha fatto fare, ma perché? E io dico, lo faccio perché non c'è un altrimenti. Perché non c'è un altrimenti? Perché se noi per primi non ci tiriamo sulle maniche e non iniziamo a sporcarci le mani, iniziamo a entrare in trincea anche noi a fare la nostra parte, è troppo facile stare fuori e lamentarsi. Trincea è una parola che mi ricorda l'attuale Presidente del Veneto. No. Ha fatto dei corsi di comunicazione? Io non ho fatto nessun corso di comunicazione, sono assolutamente un autodidatta da questo punto di vista, ma perché parlo col cuore.
A proposito di cuore, sabato l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Beppe Grillo ha definito una discreta vittoria per il Movimento 5 Stelle. Questa volta non vi siete messi proprio di traverso. Come mai avete tenuto un basso profilo e come mai anche per voi Mattarella tutto sommato è un nome che non è poi così negativo? Il profilo di Mattarella è un profilo interessante, quantomeno, come caratura personale. Sappiamo bene le sue traversie nella sua vita, i problemi che ha affrontato, le battaglie che ha combattuto. Sicuramente si è schierato nella lotta alle mafie in maniera forte e decisa e ha saputo anche compiere dei percorsi di tutto rispetto. Quindi non lo porta a essere un complice o quantomeno probabile tale come era stato accusato di essere il suo predecessore. Dall'altra parte è estremamente curioso che un nome come Mattarella sia stato indicato verso fine dicembre proprio da Silvio Berlusconi come nome estremamente gradito allo stesso. Quindi ci lascia estremamente dubbiosi questa scelta nel momento in cui il patto del Nazareno, a nostro modo di vedere, è più forte che mai. Quindi non è stato rotto, le 105 schede bianche non sono di Forza Italia? Le 105 schede bianche rimangono nel segreto dell'urna e quindi è indecifrabile. Dall'altra parte credo anche molto nelle manovre politiche dal punto di vista brutto del termine, nel senso di maneggiamento un po' dell'opinione pubblica per creare un po' di depistaggio. Non dimentichiamoci che non più tardi settimana scorsa, venerdì scorso se non mi sbaglio, hanno votato compatti PD e Forza Italia per salvare lo stipendio ai condannati, a tutti i condannati. Quindi lei crede, mi sta dicendo che Berlusconi ha orchestrato con Renzi questa elezione, questa convergenza su questo nome, dissociandosi con la scheda bianca all'ultimo momento, in qualche modo anche per offrire a Renzi uno strumento per ricompattare il PD. Lei ha visto vesti stracciarsi in questi giorni? Io no. Non tanto, nessuno le ha viste. Io ho visto che c'è un ritorno della Democrazia Cristiana. È quello che abbiamo visto tutti. Soprattutto come Movimento 5 Stelle che parlava di azzerare la prima, la seconda Repubblica, ripartire con una nuova gestione della governance, ci ritroviamo delle figure che risalgono addirittura alla prima Repubblica, assolutamente figure del massimo rispetto, però c'è ancora la Democrazia Cristiana in Italia? Purtroppo sì. Ha spazzato via? Purtroppo sì, assolutamente sì. Renzi dimostra di voler essere una faccia nuova, ma che in verità va solamente a riesumare ciò che è stato in tutti questi anni, quindi è il bipolarismo non esiste più in Italia, secondo lei? Esiste nel momento in cui c'è un partito unico, perché è quello che io penso, come sia il partito del Nazareno, ed esiste un'opposizione, che in questo momento noi stiamo facendo noi in maniera forte e concreta. Non dimentichiamoci che noi abbiamo delle proposte di legge e dei pacchetti, per esempio un pacchetto anticorruzione che è fermo da luglio in Senato, a prima firma di un senatore di Vicenza, il senatore Cappelletti, che è stato definito il miglior pacchetto anticorruzione per la lotta alla mafia e alla criminalità in genere dal procuratore nazionale antimafia. Se non sbaglio voi avevate anche presentato l'ipotesi che diventasse Presidente della Repubblica Raffaele Cantone. Sì. Però non vi siete spesi molto. Per Rodotà nella passata edizione avete fatto un po' più di chiasso. Come mai? Abbiamo cercato... Anche voi siete rientrati in questa... No, assolutamente. Noi abbiamo cercato una convergenza verso un nome che potesse essere fortemente condiviso. A mio parere Cantone sta facendo un buon lavoro ed è giusto che stia dov'è in questo momento a combattere la corruzione, il male in questo momento più grande che abbiamo in Italia. Dall'altra parte una persona come Imposimato, che io personalmente, lo posso dire, ho votato attraverso il blog, era una figura estremamente di garanzia. Il Presidente della Repubblica, al di là di molti incarichi e molti ruoli che ha, è il garante della Costituzione e di tutto lo Stato. Una persona Mattarella, del genere, essendo membro della Consulta... Assolutamente, sappiamo che anche Imposimato è Presidente onorario della Corte di Cassazione, quindi insomma diciamo parliamo di fuoriserie dal punto di vista... di caratura.
A mio modo di vedere, sarebbe stata una persona particolarmente super partes. Lei chiede come mai non è stato fatto questo battage mediatico. Perché Mattarella non vi dispiaceva, insomma. Mattarella rappresenta il vecchio, però. Mattarella, l'abbiamo detto prima, Mattarella rappresenta ciò che è passato. Non è che a noi non dispiaceva. La gente si aspetta adesso, o magari una parte delle persone, che i 5 Stelle si diano fuoco all'interno del Parlamento per dimostrare che non sono d'accordo. Non credo che allora, sia se uno non si dà fuoco, se uno non si dà Anzi, fuoco al forse centro del il Parlamento, dialogo, la collaborazione a risolvere, perché lei prima ha posto l'accento, tornando alla Regione Veneto, l'accento su un elemento fondamentale che credo vogliano gli italiani, quello di riuscire ad avere le riforme, ad avere quegli strumenti che servono per ritrovare il lavoro, per far ripartire davvero il nostro paese. La frase che Mattarella ha pronunciato subito dopo le elezioni in maniera anche molto laconica, molto stringata e asciutta è appunto il pensiero alla speranza e alle difficoltà dell'Italia. È tutto là. Nel suo programma, perché evidentemente lei ha abbozzato un programma, nel suo programma che cosa intende fare per il lavoro e l'occupazione in Regione Veneto? Quali sono le priorità? Se non sbaglio ci sono anche in questa, una volta Isola Felice, 200.000 disoccupati. Abbiamo disoccupati, ma il male che ci affligge, a mio modo di vedere, sono 2 i mali dal punto di vista lavorativo più importanti. Le imprese che chiudono e non riescono a rimettersi nel mondo del lavoro, ovvero il momento che io fallisco come azienda o incontro questi problemi, soprattutto di recupero crediti, questo è il problema più importante, non riesco ad ottenere dalle banche e in questo caso anche dalla Regione, attraverso i fondi della Comunità Europea e quindi le finanziarie regionali, il supporto necessario per riuscire a oltrepassare, andare oltre questi momenti di crisi. L'altro lato della medaglia è il trattenimento sul territorio delle risorse. Cosa significa? Abbiamo le università, l'università è sempre rappresentato la fucina del sapere e quindi la sorgente di nuove risorse. In questo momento noi creiamo cervelli, creiamo persone, le formiamo e dal punto di vista anche prettamente economico ci investiamo, perché ha un costo per la società e non riusciamo a trattenerli. Sareste favorevoli al Veneto come regione a statuto speciale, un'idea di Zaia che però gli è stata proprio dalla Corte Costituzionale bocciata? Allora, o come si fanno a trattenere queste risorse? Perché non scoprite l'acqua calda? Nessuno scopre l'acqua calda. Due temi, come dicevamo. Fondi europei, l'utilizzo deve essere fatto in maniera estremamente più profonda e mirata. Siamo in Europa, abbiamo dei rappresentanti e sappiamo altrettanto bene come questi non vengano sfruttati a dovere all'interno delle finanziarie di Veneto. Abbiamo Veneto Sviluppo, per esempio, in questo momento, che non riesce a dare il supporto necessario, la burocrazia. E secondo lei come mai? Per colpa di Veneto Sviluppo? Perché ci sono degli elementi che nonostante gli sforzi della finanziaria regionale non si riescono a concretizzare in aiuto fattivo? Guardi, è la complicazione, è il trionfo della burocrazia, è difficilissimo accedere a questi bandi, le garanzie richieste sono enormi, lo dico per una mia esperienza personale diretta, quindi non per sentito dire, perché partecipo come imprenditore normalmente a questi bandi. Ma come pensa lei da Presidente della Regione di semplificare? Ha delle idee? Assolutamente sì. Fare l'elenco dei problemi siamo un po' capaci tutti. E fino qua siamo bravissimi tutti. Le soluzioni? Le soluzioni. Allora, abbiamo detto mantenimento sul territorio delle persone. Benissimo, questo è fondamentale. E come si fa? Come si fa? Prima di tutto andando a fare dei bandi che siano vicini alle necessità delle persone. Oggigiorno la Regione Veneto non offre dei bandi relativi per esempio a tutte quelle che sono le cosiddette start-up, adesso piace chiamarle così, ma per gli imprenditori under 35 esiste solo un fondo rotativo, ma il bando di questo fondo rotativo, adesso non vorrei diventare troppo tecnico, però entriamo nello specifico. Sì, diamo degli elementi, non parliamo così. Esatto, non permette a un neolaureato di avere un accesso senza una grande copertura economica alle spalle a questo credito, ovvero cosa vuol dire? Io posso richiedere fino a 50.000 euro di investimento a tasso agevolato, ma prima devo ottenere dalla banca un fido e la banca non mi concede il fido se io non verso almeno 30.000 euro a garanzia. Ora, se io ho già 30.000 euro per farmene prestare 20, devo fare un fido a 2 anni e forse tra 18 mesi prenderò
il finanziamento agevolato dalla regione, ho fatto tempo già a fallire 3 volte, a 26 anni. Secondo lei la regione può fare delle procedure più semplificate, più agevolate? Sì, assolutamente sì. Prima di tutto le procedure burocratiche sono estremamente complicate. Vado a coinvolgere la banca, magari Cofidi, poi l'Ascom, il Veneto Sviluppo dovrebbe in teoria prestare automaticamente i soldi per le start-up? Con garanzia ovviamente, esatto, con tassi agevolati. Tassi agevolati, in più ricordiamoci che esistono fondi diretti e indiretti da parte della Comunità Europea, quindi non bisogna neanche fare qualunquismo e dire date i soldi a tutti. No, bisogna meritarseli, bisogna dimostrare di meritarseli, di avere un'idea imprenditoriale che possa funzionare. Però bisogna dare la sensazione, e questo è fondamentale, che si può fare, che conviene finanziare anche queste attività. Pensiamo ad altre regioni dove è estremamente conveniente supportarle, non c'è bisogno di andare nella Silicon Valley. In Trentino, sì, però statuto speciale. Piano, ma le leggi non sono a statuto speciale, cioè le modalità fiscali o il trattenimento del denaro sul territorio può essere particolare. Quindi nel momento in cui l'impresa è avviata, la startup non c'è. Ma le capacità legislative sono simili. Quindi vediamo come ci sia anche dei momenti di delocalizzazione che fanno molto male, perché vediamo aziende che vanno a delocalizzare dal Veneto, però dai nostri vicini di casa, vanno in Friuli a delocalizzare. Allora, autonomia, lei mi ha chiesto prima, sì. Assolutamente i veneti devono decidere. Quindi lo strumento referendario, e questo lo dico perché il Movimento 5 Stelle nasce dalla democrazia dal basso, dalla democrazia diretta. Il modello svizzero, come modello di governance, come dicevamo, è un faro per noi, perché le persone, come accade appunto per i cantoni, decidono, esprimono la loro volontà e poi la politica, ovvero persone pagate per applicare il volere delle persone. Però autonomia delle risorse è un leitmotiv con cui hanno costruito la propria campagna elettorale, con cui hanno cercato di riempire il proprio programma vari predecessori rispetto a lei, ma è fattibile? Ritorno sempre alla riforma costituzionale, l'articolo 5, il Veneto, che margini ha di azione, visto che lei è laureato in giurisprudenza, per ottenere il trattenimento di parte delle proprie tasse, insomma, per autogestirsi? Noi abbiamo affrontato dal punto di vista prettamente legislativo il problema, abbiamo affrontato l'articolo, quindi adesso perdonatemi il tecnicismo, però comunque il 116 e il 117 della Costituzione, quindi titolo quinto, come dicevamo. Avremo modo, soprattutto nelle prossime settimane, organizzeremo delle serate aperte di confronto per andare nello specifico nel tema e affrontarlo dal punto di vista tecnico e di attuativo, quindi per dare una prosecuzione. Perché comunque preme anche a me sottolineare, è vero, un sacco di persone l'hanno cavalcato, ma cosa hanno fatto? Federalismo fiscale, 10 anni al governo di Lega Nord, ministro degli interni, il ministro degli interni, no il ministro di casa mia. Voi siete convinti che si possa intervenire su questi due articoli? Assolutamente sì, per il motivo che le competenze regionali, sappiamo che è forte anche l'autodeterminazione che può essere data dai cittadini nei confronti delle regioni. Ma è realmente possibile intervenire sull'articolo 116 del titolo quinto? Perché si fa un gran parlare, ma poi come si può? È sempre una questione di riforma costituzionale. Allora, prima di tutto bisogna andare a ottenere quello che è il parere consultivo del territorio. Questo è fondamentale, l'abbiamo visto in Scozia per esempio e sappiamo che dobbiamo attuarlo anche qua in Veneto. Movimento 5 Stelle... Infatti la Scozia è rimasta nel Regno Unito. Ecco, ma questo è il punto esattamente. Qual è il punto? E questo il Movimento 5 Stelle non lo scopro certo io oggi, è parte proprio, è il paladino dei referendum. Noi stiamo promuovendo il referendum perché le persone decidano sull'euro, quindi per uscire o rimanere nell'euro. Le persone devono decidere, l'autodeterminazione è fondamentale, quindi tanto più in un argomento delicato come l'autonomia, schiacciati tra il Friuli e le due province autonome di Trento e Bolzano, noi dobbiamo essere per primi ad autodeterminarci. Da tempi non sospetti trovavamo questi scritti nel blog di Grillo. Ma una lobby trasversale a Roma, lei
lei mi dice che state lavorando degli emendamenti, no? Proprio Assolutamente. alla riforma, ma è una lobby trasversale veneta che si faccia portavoce di istanze che sono condivise anche non soltanto dagli autonomisti, indipendentisti classici, ma anche dal Partito Democratico. Insomma. Ma la Il Lega... Veneto a Statuto Speciale è qualcosa che piace ai veneti. Noi siamo come Movimento 5 Stelle per le autonomie, non solo per l'autonomia del Veneto, questo è molto importante. Noi siamo convinti che una visione delle autonomie in generale per macro regioni sia fondamentale. Dall'altra parte la Lega ha votato con noi diverse volte, quindi non è vero che è una battaglia loro, una battaglia nostra. Come dicevo prima, non esistono le battaglie dei super buoni o dei buonissimi. Quando una cosa è di buon senso, come può essere la battaglia sull'autonomia, può andare bene. Ma mi permetto di dire... Ma dobbiamo dare spazio alla pubblicità, torniamo subito dopo il break. A tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi Jacopo Berti, candidato alla Presidente della Regione Veneto del Movimento 5 Stelle. Allora, lavorare per l'autonomia mi pare nel suo programma, sì. Autonomia soprattutto fiscale, nel senso di riuscire a trattenere le risorse in territorio, poi quali altri punti focalizzare, perché già l'autonomia è un elemento non indifferente, visto che ci stanno provando da 20 anni e nessuno ci è mai riuscito. Arrivate voi e magicamente con una consultazione online... Non è purtroppo la bacchetta magica, o per fortuna la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ma quello che nessuno ha dimostrato di avere negli ultimi 20 anni è la volontà di portare a casa un risultato. Un sistema che abbiamo visto, indipendentemente dalle persone, ci possono essere anche delle bravissime persone in questo sistema, nessuno dice di no. Ma che indubbiamente è stato un sistema corrotto. Come dicevamo prima, non lo dico io, è sotto gli occhi di tutti, è sotto gli occhi dei tecnici, i magistrati lo dicono. Lei fa riferimento al governo della Regione Veneto. E soprattutto a un ambiente dilagante, a una corruzione dilagante che ha toccato destra e sinistra indistintamente. E come pensate di poter riorganizzare in maniera onesta la macchina? Con le espulsioni? Un meccanismo di epurazioni? Allora, in un certo senso anche sì, perché non possiamo ridurci a diventare come il PD, la Lega, il centrodestra. Non ci si può tenere in corpo persone che dicono una cosa e il giorno dopo dimostrano esattamente l'altra. Beh, è democrazia però anche esprimere, cambiare assolutamente idea. Sì, è democrazia cambiare idea, ma non tradire il mandato che tu hai preso con le persone. Cioè, fa riferimento ad alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle? No, io faccio riferimento soprattutto alla coerenza. Lei mi ha chiesto come cambiare. Essendo coerenti, ma lo vediamo nel lavoro tutti i giorni, voglio portare a casa un obiettivo? Beh, caspita, devo prefiggermelo e tirare dritto per la mia strada, non essere morbido, se no i risultati a casa non si portano nel lavoro, in politica, nelle istituzioni, dappertutto. Non è facendo questa programmazione a 2, 3, 5 giorni, che è nella politica di oggigiorno. Bisogna porsi degli obiettivi a medio e a lungo termine e avere il coraggio di portarli avanti e di proseguire dritti. Lavoro, sanità, sociale, impresa, quali sono i punti del suo programma? Questi sicuramente, anche perché sono gli ambiti di competenza regionale, ma soprattutto non dimentichiamoci, prima abbiamo detto questa parolina magica, onestà, ma non è una parolina detta dalle fatine buone, dobbiamo essere onesti. Però è un sistema, pulizia certo, sembra sia stata fatta, no? Quindi ecco, comunque l'azzeramento con la fine della legislatura... Manca un altro pezzo a mio modo di vedere, ovvero manca la proposta, come dicevamo prima. Sono bravi tutti a dire ladro, ma poi... Ecco, le vostre proposte nei temi che ho citato poc'anzi? Come dicevamo prima, abbiamo questo pacchetto anticorruzione che è fermo in Senato e verrà preso, adattato e portato in Veneto. Quindi una grandissima operazione, famosa domanda cosa farà appena diventato governatore, portare prima di tutto il pacchetto anticorruzione. Cosa vuol dire? Delle norme estremamente stringenti, trasparenti, che vadano a controllare tutta la norma sugli appalti, tutta la normativa sugli appalti e non permettano che vadano dispersi soldi e denaro pubblico nelle tasche di alcune persone. Perché questo? Prima di tutto perché è giusto.
E in questo momento ciò che è legale e ciò che è giusto sono due cose estremamente diverse. La legge permette a condannati di continuare a prendere lo stipendio, per esempio Galan, ma di sicuro non è giusto. Quindi questo è il primo tema. I mezzi, come l'ho appena detto, li abbiamo e li porteremo. Un sistema anticorruzione esteso anche perché nei gangli poi della macchina pubblica abbiamo visto che non ci sono soltanto i politici che commettono delle illegalità, ma anche i funzionari. I funzionari, ovviamente questo pacchetto anticorruzione riguarda la macchina regionale, perché l'ambito di competenza è un ambito di competenza regionale di tutti i dirigenti regionali, quindi dei controlli molto più stringenti, soprattutto nella... No, è importante evidenziare che non è solo l'assetto politico dei politici. Non è solo l'assetto politico, anzi parliamo di migliaia di persone che hanno contatto quotidiano con soldi pubblici. Forse sono i veri esecutori poi alla fine. E sono... Esatto, i veri esecutori, che questo non vuol dire che vadano tartassati, ma vanno messi nelle condizioni di poter svolgere il loro lavoro al meglio e soprattutto nell'interesse delle persone. Il lavoro prima ne ha parlato, cercando di rendere più accessibili i fondi europei, di usare meglio le risorse in modo da svincolare dall'annossia del credito e dalle fideiussioni chi vuole partire con delle imprese. Sociale e sanità. Sì. La sanità è una voce dell'80% del bilancio. Assolutamente. La sanità è eccellente in Veneto, secondo lei? Sanità in Veneto in questo momento soffre di sovrastrutturazioni. Abbiamo degli ospedali che soffrono di problemi di costruzione, abbiamo il problema del project financing, abbiamo dei problemi soprattutto di sovraspesa, ovvero abbiamo avuto delle spese enormi per la costruzione di ospedali, che sono delle spese che purtroppo hanno portato a inchieste o comunque stanno portando a accertamenti e hanno la lente di ingrandimento della magistratura. Ora questo non è possibile, lo strumento del project financing abbiamo visto che ha portato solo enormi danni dal punto di vista erariale. Allora torniamo al discorso del lavoro, perché non è scollegato. Però ha anche permesso la costruzione di realtà che altrimenti ci saremmo sognati. Lei fa riferimento all'ospedale di Mestre realizzato con il project financing che costa X all'anno, però è vero anche che la botta d'arresto del project financing rischia di non realizzare mai l'ospedale di Padova. Ecco, qualora diventasse presidente, ospedale di Padova sì, ospedale no, ristrutturazione del vecchio, d'accordo con Bitonci? Partiamo da un presupposto: se una cosa costa 10, non vedo perché io debba pagarla 20, solamente per fare project financing. Ora, i soldi, adesso arrivo sull'ospedale di Padova, ma ci tengo a dire questo: i soldi ci sono, li abbiamo i soldi per riuscire a pagare l'istruzione, i soldi ci sono, ma se la corruzione drena centinaia di milioni di euro fuori dalle opere, parliamo di 1 miliardo pare stimato di costi per le tangenti del Mose. Che però è un'opera dello Stato, attenzione. Ma questi soldi sono finiti nelle tasche dei dirigenti regionali e di politici regionali, quindi sono state drenate all'interno di un ambito regionale. Però allo Stato e tutti gli italiani che sono stati truffati per il Mose. Abbiamo visto, adesso abbiamo le indagini in corso per l'autostrada del mare, cioè se volete, se abbiamo voglia possiamo stare qui dei giorni interi. Se le persone non vengono condannate c'è il beneficio del dubbio. Assolutamente, io non mi permetterei mai. Quindi il filone Mose è stato concluso, eccetera, però appunto per il Mose sono stati truffati tutti gli italiani. In questo sì. Torniamo perché mancano sull'ospedale. 3 minuti, appunto, per dire che cosa farà, no? Allora, assolutamente, l'ospedale di Padova, a mio modo di vedere, va fatta una costruzione ma sull'esistente. Noi siamo per una cementificazione zero, ovvero quindi ripristino di quello che già esiste, lì nell'area che già esiste? Utilizzare l'area esistente per costruire casomai un nuovo ospedale, ma non abbiamo bisogno di andare a mettere nuovo cemento. Assolutamente, il Veneto ha una sovracubatura enorme, abbiamo 20.000... Però è vero che non si può, l'area in cui sorge, che è un'area diffusa, l'attuale ospedale, è difficile da poter utilizzare per costruire un qualcosa di nuovo e poi deve rimanere l'esistente. Allora, il progetto, ovviamente io non sono un progettista, ho visionato dei progetti e questa è una delle proposte che è state fatte. Lo spostamento dell'ospedale viene osteggiato anche dall'università quando era stato proposto in maniera, secondo me, quantomeno molto strana e curiosa, addirittura andare sopra una necropoli veneta, ovvero in via Corrado. Ovviamente era stato subito cassato anche dagli esperti, quindi c'è la possibilità di farlo in quel luogo, di utilizzare un'area esistente senza andare a cementificare nuove zone, perché assolutamente non abbiamo bisogno di nuovo cemento e quindi questa è una
un punto fondamentale per noi. Torno sempre alla sanità, no? Sì. Che è una voce importante. C'è il nuovo piano sociosanitario, Sì. lei diceva abbiamo troppe strutture, parlava di eventuali chiusure di ospedali, ma accorpare le aziende sanitarie, le USL, potrebbe essere un'idea? Assolutamente sì. Ma si può Assolutamente fare sì. anche se c'è il nuovo Bisogna piano farlo sociosanitario che è programmato, mi Bisogna pare, fino al farlo 2017? in maniera razionale, non andando con proclami che lasciano un po' il tempo che trovano. Accorperemo le USL, vanno viste nel dettaglio. Noi a giorni presenteremo il nostro programma dove tutto questo verrà descritto punto su punto. E allora a giorni noi la ricontatteremo perché non ho più tempo a disposizione. Ha fatto qualche sondaggio o è scaramantico per capire che chance può avere? Non sono scaramantico, ma non abbiamo fatto sondaggi, ma siamo sicuri che sarà molto interessante. Io ringrazio Jacopo Berti, ringrazio voi per averci seguito durante la giornata alle edizioni del TG. Grazie, arrivederci. Arrivederci.